di Trieste, che torna a parlare del Parco del Mare, sottolineando che la Regione benedice questo progetto che è in partenza. Secondo il Presidente della Camera di Commercio Paoletti, l'inaugurazione sarà possibile nel 2010 e il progetto prevede la realizzazione di una struttura il cui costo complessivo è stimato tra i 37 e i 44 milioni di euro. Ancora la notizia sul quartiere di Servola, che è più a rischio. Secondo questo report illustrato ieri, lo studio che confronta i valori delle urine di chi vive a Guardiella, per l'Ateneo sono dati chiari, per l'azienda sanitaria non bastano ad accertare le responsabilità. Le associazioni ambientaliste e i comitati di cittadini sono soddisfatti, i nostri allarmi erano fondati. Ora stop agli impianti che producono queste emissioni, la richiesta dei comitati. Dai marciapiedi ai giardini, al via i cantieri per 8 milioni, sempre il piccolo di Trieste. Il piano di interventi finanziato dal Comune con l'ultima variazione di bilancio, stanziati 900.000 euro per la chiesa di Sant'Antonio, ma in arrivo lavori di manutenzione anche per il castello di San Giusto e all'acquario, oltre al restyling ci sarà anche a Campocolonia la piscina terapeutica. Il piccolo di Gorizia, sempre con la notizia degli 11 disperati nascosti nel tir, la fotonotizia, la chiazza d'olio in mare, allerta inquinamento ieri a Porto Rosega. E andiamo a vedere allora il piccolo di Gorizia che all'interno parla del Natale senza cantiere. Vincono i negozianti, stiamo parlando di Corso Italia. I commercianti chiedevano che i lavori non partissero il 9 gennaio per non intralciare le vendite natalizie e il sindaco Romoli è andato incontro ai commercianti. La notizia di apertura, la fotonotizia di apertura del piccolo di Gorizia la riprendiamo ora. Capitaneria e Protezione Civile impegnate nella bonifica con l'imbarcazione Castalia, inchiesta per scoprire i responsabili di questa chiazza che ha inquinato il porto. Abbiamo chiamato l'ARPA per campionare la massa oleosa, ha spiegato il tenente di vascello. Ferri, abbiamo fatto le verifiche a bordo delle navi per fare i prelievi alle sentine per capire che cosa è successo, ma ci vorranno 2 settimane per avere i risultati. Infine chiudiamo con il Gazzettino di Pordenone. E con la mappa che il Gazzettino di Pordenone fa del rischio idrogeologico, e se venissero le annunciate piogge con frane e allagamenti, almeno 6 le zone da bollino rosso a fronte del maltempo previsto in settimana. Preoccupa la bassa pordenonese, ma problemi anche a Sacile per le frane in montagna. Chiudiamo la nostra rassegna stampa, ora ci occupiamo di una segnalazione che ci è pervenuta al nostro indirizzo mail tgrfvg@rai.it oppure buongiornoregione.it, Friuli Venezia Giulia @rai.it. 9 comuni friulani hanno organizzato un ciclo di incontri aperti ai cittadini per spiegare come la rivoluzione digitale può cambiare la vita di tutti i giorni. Una settimana fa si è parlato delle innovazioni in campo sanitario. Questa sera a Moruzzo, nella sala consigliare del comune, si parlerà di web come veicolo di promozione del territorio, come supporto per scegliere ad esempio una vacanza. Abbiamo chiesto al referente regionale che cura questi incontri formativi quali sono gli argomenti ai quali i cittadini si sono dimostrati più interessati. Vediamo. Il tema della gestione in famiglia dei dispositivi digitali ha raccolto una certa attenzione da parte dei genitori, il tema della sanità sicuramente e anche poi i temi del turismo e del lavoro, magari in maniera leggermente minore, ma poi hanno trovato molta curiosità da chi è stato presente a questi incontri. Qual è il livello di informazione del cittadino su questi strumenti? Ecco, un livello molto variabile. Se per esempio parliamo di famiglia, ecco che le famiglie si trovano ad avere dei dispositivi, in particolare dei figli che hanno dei dispositivi molto potenti senza la consapevolezza di quello che si può fare anche in negativo. E quindi c'è una bassa consapevolezza che porta a dei problemi che riscontriamo quasi quotidianamente nelle scuole. Su altri temi magari il livello di competenza può essere anche alto, i dispositivi che abbiamo a disposizione sono ormai diffusi, quasi tutti hanno uno smartphone, manca in questo caso l'informazione su dei servizi che magari sono già disponibili e anche molto interessanti in regione che però non sono conosciuti.
Facciamo un esempio di questi servizi. Per esempio il servizio l'app delle emergenze, gestito a livello regionale in collaborazione tra Sistema Sanitario e INSIEL, permette tutta una serie di informazioni molto interessanti, per esempio sulle farmacie più vicine, sugli orari, sulle guardie mediche, sulle liste d'attesa nei pronti soccorsi, che possono veramente incidere nella nostra vita quotidiana, che però conoscono ancora pochissime persone. Nel nostro spazio di approfondimento ci occupiamo oggi di un progetto europeo, si chiama Pro4VIP, se ne discuterà oggi in un convegno internazionale alla stazione marittima a Trieste, un progetto che ha coinvolto 12 paesi e 3 realtà regionali, l'area Science Park, la regione e l'Istituto per ciechi Rittmeyer di Trieste, un'occasione per scoprire come queste competenze regionali abbiano creato le condizioni per rendere migliori la qualità della vita dei cittadini e la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Nel nostro caso parleremo di come l'innovazione messa in campo dall'area Science Park sia stata messa al servizio degli ipovedenti. E accanto a noi c'è la nostra ospite Cinzia Fiorini, tecnologa dell'area Science Park. Benvenuta Cinzia Fiorini. Buongiorno. Innanzitutto forse è il caso di approfondire subito cosa intendiamo per ipovedenti, perché in base a questo si sviluppano le vostre tecniche, vero? Sì, nel senso che gli ipovedenti sono abbastanza diversi da quello che sono le persone con grossi problemi di vista fino ad arrivare alla cecità, cioè nel senso l'ipovedente è una persona che ha dei grossi problemi di vista, che a livello mondiale parliamo su 300 milioni di persone con grossi problemi di vista, solo il 15% riguarda la fascia dei ciechi totali. Tutti gli altri sono delle persone che a causa di grosse patologie quali glaucoma, degenerazione maculare, retinite diabetica e così via, hanno sia come cause che come effetti delle problematiche visive diverse, tante di queste portano alla cecità e molte arrivano con l'avanzare dell'età. Ecco, partendo proprio da questi diversi fabbisogni degli ipovedenti, avete realizzato una sorta di mappatura di tutte le possibili soluzioni tecnologiche già esistenti sul mercato, proprio per identificare quali sono le aree tecnologiche ancora da studiare, sviluppare o da perfezionare, proprio per la soddisfazione, mi pare, di questi fabbisogni. Sì, nel senso che questo progetto è partito proprio con i nostri partner specializzati che hanno identificato i bisogni sia degli utenti finali sia della parte clinica. Noi in seguito abbiamo mappato tutte le tecnologie esistenti già sul mercato e con delle indagini brevettuali abbiamo controllato tutte le tecnologie futuribili, diciamo così, e i gap tecnologici che necessitano di essere sviluppati e approfonditi per soddisfare al meglio l'utente finale, inteso sia come clinico che come paziente, diciamo così. Terza fase, l'obiettivo finale, no? Appunto vedere queste tecnologie su cui si sta lavorando per poterle anche, immagino, venderle alle pubbliche amministrazioni. Diciamo che le pubbliche amministrazioni saranno quelli che in prima battuta dovranno creare delle gare d'appalto per soddisfare al meglio appunto il cittadino, diciamo così. Facciamo qualche esempio di questi strumenti in chiusura? Sì, nel senso che noi ci siamo poi focalizzati su, partendo appunto dai fabbisogni dell'utente finale, su delle tecnologie che fossero indossabili, che potessero sia aiutarli nella lettura da vicino e da lontano, a superare gli ostacoli e anche a riconoscere le persone per integrarle al meglio nella vita sociale. Questo dalla parte dell'utente. Dalla parte del clinico invece siamo soffermati soprattutto per quello che riguarda la diagnostica, in particolare del glaucoma, in cui il clinico ha richiesto delle tecnologie che potessero monitorare costantemente e anche da remoto il paziente nella sua evoluzione, in modo da poter dare diciamo così, un supporto anche da lontano in una malattia che come questa può effettivamente, se trascurata, creare delle grosse problematiche. Grazie a Cinzia Fiorini dell'area Science Park, noi proseguiamo con con la nostra trasmissione. La neve non è ancora arrivata in abbondanza, ma nello scorso weekend sono iniziate le prevendite per gli ski pass stagionali. In attesa che appunto la neve arrivi, le prenotazioni sono però in linea con quelle registrate lo scorso anno. Vediamo.
Per iniziare la stagione dello sci manca la neve, naturale o programmata, particolare non da poco. Intanto, nei primi 3 giorni di prevendita degli ski pass stagionali è già stato superato l'incasso dello scorso anno, 113.000 euro contro 109, più 3,5%. Gli stagionali in prevendita possono essere acquistati fino a domenica prossima e di solito la corsa si registra proprio negli ultimi giorni utili. Un anno fa ne furono venduti 3.400, più altri 300 Alpe Adria, validi per il Pramollo, per un totale di 3.700 e un incasso complessivo di 740.000 euro. Proprio ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale della direzione del Pramollo. Lo ski pass Alpe Adria, valido anche per la località poco oltre il confine italiano, viene rinnovato alle stesse condizioni. Capitolo a parte riguarda Sappada. La società Campetti Sappada 2010 che gestiva gli impianti è in liquidazione. Proprio in extremis la GTS, società proprietaria di seggiovie e ski lift, ha raggiunto l'accordo con una cooperativa del Cadore che gestiva un paio di piccole stazioni. Manca ancora la formalizzazione, ma la stagione è salva e tutto è già predisposto per l'avvio. Mancano solo la neve o il freddo e lo ski pass regionale continuerà a valere anche a Sappada. Per Bovez si attende di conoscere quale sarà il gestore nella stagione che segna la ripresa dell'attività sciistica in pista dopo 3 anni di stop. In attesa di atti formali, gli ski pass regionali vengono comunque venduti anche nella stazione slovena del comprensorio del Canin. E questo servizio di Paolo Roncoletta ci introduce alla seconda parte del meteo, cioè le previsioni per oggi e domani. Ancora la linea ad Arturo Puccillo. Di nuovo a tutti buongiorno. Prosegue il tempo autunnale di stampo piuttosto umido a causa di una depressione sul Mediterraneo occidentale che invia correnti appunto umide sulla regione, quindi per oggi ancora nuvolosità diffusa, a tratti anche compatta specialmente sulle zone più interne, piogge intermittenti deboli e moderate saranno probabili specialmente sulla zona orientale della regione. Qualche nebbia in serata potrà manifestarsi in pianura, temperature piuttosto mite, vediamo 16-18 gradi su pianura e costa. La giornata di domani non sarà molto diversa, ancora cielo in genere nuvoloso o anche coperto a tratti sulla regione, ancora qualche banco di nebbia notturno specialmente in pianura, ancora delle precipitazioni più probabili sulla parte centro-orientale della regione, sempre deboli o al più moderate. E una piccola anticipazione, un calo delle temperature atteso potrà arrivare solamente la prossima settimana. Naturalmente ne riparleremo. Direi che per ora è tutto. Grazie ad Arturo. Secondo TG ancora Andrea Cobre. Riprendiamo parlando dello spazio profondo. A cercare risposte e segnali dal cosmo c'è ora un nuovo radiotelescopio realizzato a Pordenone. Tino Zava. Con una parabola di 3 metri di diametro e un ricevitore sviluppato in collaborazione col Politecnico di Torino, Spider 300A è in grado di captare onde radio che provengono dalle più lontane galassie, nebulose e buchi neri oltre il Sistema Solare. È il primo radiotelescopio professionale compatto al mondo, progettato e realizzato da una start-up del Polo Tecnologico di Pordenone. È destinato prevalentemente alla didattica, università, istituzioni, musei scientifici. Funziona anche di giorno ed è in grado di bucare le nuvole. Richieste sono già arrivate da Corea, Sudafrica, Stati Uniti. La start-up a breve dovrà quindi trasferirsi in una sede più grande. Al Festival del Libro e dell'Informazione di Cormons oggi pomeriggio dalle 17:30 gli incontri con il calcio e la divulgazione scientifica con Franco Causio e Roberto Vacca. Nel corso della rassegna c'è stato anche un approfondimento sull'Uruguay e sul suo ex presidente Mujica. Maurizio Mervar. Prosegue fino al 4 dicembre la rassegna culturale del Festival Cormons Libri e in questi giorni ci parla degli ultimi della classe. Tra questi sceglie proprio un ragazzo terribile, uruguaiano, prima guerrigliero contro la dittatura, in carcere per 14 anni e poi presidente della Repubblica. Pepe Mujica, senza scorta, senza auto blindata, senza paura. Anche da presidente 800 euro al mese, ancora e sempre l'ultimo della classe. L'Uruguay spesso viene considerato un paese sottosviluppato a torto perché grazie a una rivoluzione pacifica è riuscito a portare a Presidente della Repubblica Pepe Mujica, una figura politica presidenziale inimmaginabile in Europa. Prima di salutarci, come di consueto, alcuni appuntamenti per oggi e questa sera. La compagnia di Corrado Abbati mette in scena il musical La Principessa Sissi, in esclusiva regionale al Teatro Verdi di Gorizia, sipario alle 20:45. Seconda parte dell'omaggio a Jack London a 100 anni dalla scomparsa. Al Teatro Miela va in scena lo spettacolo di Massimo Navone Come il cane sono anch'io, un animale socievole ispirato ai romanzi dello scrittore americano La Peste Scarlatta e alla sua raccolta La Forza
Pozza dei Forti. Inizio alle 21 al Caffè San Marco, presentazione dell'edizione illustrata de Il richiamo della foresta alle 17. Tra due fuochi, racconto che narra la creazione di case di tolleranza a Udine per i soldati reduci dal fronte della Grande Guerra, secondo un'idea del generale Cadorna, e un'iniziativa per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne al Palamostre di Udine alle 20:45. La macchinazione, docufilm che ricostruisce la morte di Pierpaolo Pasolini a Cervignano del Friuli, nel teatro intitolato all'intellettuale e poeta di Casarsa, inizio alle 20. E con Pasolini abbiamo chiuso, grazie per averci seguito, come di consueto ci vediamo domani alle 7:30. Buona giornata a tutti. Alle 8 Agorà, 2 ore di notizie e approfondimenti in diretta con Gerardo Greco e i suoi inviati. Alle 10 Mi manda Rai 3 in difesa degli indifesi con Salvo Sottile. Alle 11 Messaggi autogestiti e referendum costituzionale 2016. Alle 11:10 consueto appuntamento con le notizie utili per prevenzione e benessere, tutta salute. A questo momento non sono felice, però lo sarò. Dover mantenere le nostre origini, le nostre radici cristiane. Se non si fa adesso non si farà mai più. È mercoledì, è il 23 novembre, siete con noi nella newsroom di Agorà, l'avete visto nella nostra anteprima. Oggi vi racconteremo un'Italia ovviamente attesa al referendum, ai grandi esami del referendum. Ma tutto questo ovviamente avviene con all'estero, lo vedete, un Donald Trump che diventa antiglobal, ma forse sul clima ci ripensa, lo vedete sul voto all'estero, sul fronte del no che è pronto al ricorso, tra poco ne parleremo. Lo vedete anche sui migranti, la rivolta contro i profughi, questo è Libero che ogni giorno titola anche il giornale, a destra, più immigrati, più crimini. Ci sono insomma varie storie da raccontare in Italia oggi. Noi partiamo da che cosa, Sara Mariani? Buongiorno. Partiamo dal referendum e partiamo da questo racconto che abbiamo deciso di farvi tutti i giorni da un paese diverso per tastare il polso, no? Dell'Italia che si prepara ad andare al voto. Noi appunto stiamo facendo questo giro dei bar e oggi con il nostro Simone Carolei siamo andati in un paese che insomma è proprio il simbolo dell'Italia divisa. Qualcuno lo chiama barometro, vabbè, però è bello, è un grande titolo invece. Va bene. Il barometro insomma si sposta in Emilia Romagna, non vi dico dove perché lo capite subito da questa anteprima. Io sono Virginio Dallaglio, pensionato. Giuseppina Maron.